Eder, Mac, Pallister. Claudio, a novembre Liliana inizia il trasloco per venire a casa tua portando il corredo, le lenzuola. Lei ha portato le lenzuola di flanelle, sono sul letto adesso, poco più, poco meno a metà novembre. Di questo mi ricordo, sono sul letto. Quindi voleva venire a dormire proprio nel letto con te? Ho detto, ma guarda qua quanto posto c'è. Perfino in taverna ha detto, quando abbiamo detto, ma io potrei sistemarmi anche qua. E come tu vieni a stare con me, ti dormi nel divano, ma Nella piazzetta adesso c'è un presepe, ma noi venivamo in maggio, giugno, venivamo 2 o 3 volte così. C'erano delle cose di fiori incredibili, delle rose, tutta una cosa veramente fantastica. Sergio, i rapporti tra te e Sebastiano non sono dei migliori. Io quando ho detto andiamo a cercarla, mi ha detto aspetta. E cosa aspetta? Non so, scappa il cane di casa, chiedi all'amico, al vicino, andiamo a cercarlo, per dire, la moglie ancora di più, penso. Sebastiano, come mai Sergio è così arrabbiato con te? Io ho preso Liliana, me la sono portata via e me la sono tenuta per 32 anni alla faccia loro. Sono passati 2 anni dalla scomparsa di Liliana, come hai vissuto il secondo anniversario? Per me è stata una giornata di silenzio, di rispetto verso mia moglie. E io ho vissuto per conto mio questo ricordo, questo momento. E non sono andato in cimitero a far teatrino, come hanno fatto i parenti, gli amici, che veramente è una cosa vergognosa, guarda. Ma come mai? Perché bisogna chiedere a loro. Io quel giorno, ieri, per me era un giorno di silenzio. Hai visto che belle lenzuola aveva regalato Liliana a Claudio? Le riconosci? Guarda, se lo poteva risparmiare anche questo giochetto, come Le riconosci? No, assolutamente. Parliamo ora dei giochi di prestigio che hai fatto con la Fede. Per me erano delle reliquie. Allora, guarda, erano momenti veramente, ero sconvolto qua e là. Però secondo me l'inghippo è successo questo. C'erano 2 bustine, una che apparteneva alla mamma, e qua sono gli ori della mamma di Liliana. Io non sapevo di chi era, parliamo del cassetto di Liliana. Quando Gabriele è andata a guardare nel cassetto, gliel'ho detto io, per carità, metti le mani, guarda dentro cosa c'è nel cassetto. Ha trovato dei soldi e ha trovato una di queste buste. Adesso non lo so come sono andate le cose. Comunque una l'ha trovata lei e una busta l'hanno trovato la polizia. Avevano detto che stavano cercando un'agenzia, mi avevano chiesto quale sarebbe stato il periodo migliore per venire. Io gli ho detto sempre, come a tutti, dopo Carnevale, ridosso della scomparsa, verso ottobre io ho il compleanno, per cui il periodo della mia festa, che ci siamo visti, che penso che sia stata l'ultima volta che ci siamo visti. La cosa principale era che lei veniva via da casa, da Sebastiano, mancavano un paio di giorni. Penso che era una forma di timidezza, anche perché, ad esempio, con mia moglie l'ho sempre trovata molto eloquace, sorridente, ma sempre vista felice. Dopo l'ultima cena ci fu una lite. Ci siamo incamminati e quest'ultimo, girandosi, mi ha detto che Liliana e Sebastiano li aveva visti rimanere sotto il portone a parlare. E di questo fatto qua non conoscevo, che Adriana parlava di questo che noi stavamo discutendo. Io ti dico perché stavamo discutendo, perché loro erano a piedi, noi eravamo in macchina, però avevamo le biciclette dentro. Allora gli ho detto a Liliana, guarda, tu ti metti dietro e facciamo salire, gli altri 2 li portiamo a casa. Invece loro sono andati via, tutto qua. Noi siamo andati a fare la denuncia di scomparsa. Io ho parlato sempre con l'ispettore, ogni giorno, gli dicevo, avete qualche novità, sapete qualcosa? Primo giorno. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.